Con noi Riccardo Tessarolo. Senti Ricky, col Tiene una dura sconfitta, poi avete reagito, avete dimostrato questa sera, dopo il brutto KO di Sandrigo, direi che è cancellato, avete dimostrato fin dal primo secondo, perché dopo 15 secondi avete già creato due occasioni di esserci con la testa e di avere una, così, in sudamericano sarebbe confianza, grande fiducia. Sì, c'era bisogno di riscatto sicuramente perché sabato scorso è stato un disastro sotto qualsiasi punto di vista. Sapevamo che oggi sarebbe stato importante partire subito bene perché se poi vai sotto contro una squadra del genere comunque magari un po' si chiude, serve punti a loro, poi diventa difficile e era importante vincerla in qualsiasi modo perché sono 3 punti che ci portano in una bella posizione di classifica, ecco. Sì, adesso in questo momento più 8 su Sandrigo, poi domani Sandrigo giocherà a Correggio, al di là di quello c'è proprio quella, come posso dire, certezze che voi trovate in voi stessi, qualsiasi sia il protagonista in pista. Sì, è vero, penso che sia proprio il fatto che siamo un gran gruppo squadra, cosa che magari compensa alcune piccole lacune tecniche che sicuramente sappiamo esserci, tattiche, ma il nostro gruppo squadra ci sta portando avanti, c'è poco da fare. Beh, adesso la classifica recita Tiene primo e Seregno secondo. Eh. Diciamo che dopo la Coppa Italia forse non era neanche nel no bet, non ci potevi giocare un euro. Dopo la Coppa Italia che abbiamo fatto questi punti in classifica erano quasi un'illusione, vorrei dire. Avremmo sicuramente firmato e in questo momento c'è solo da guardare al futuro, non porsi obiettivi e fare più punti che possiamo e vediamo dove arriveremo. Ok, vai, grazie a te.